Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti della mattina. Lotta tra la vita e la morte, un bambino di 10 anni precipitato nel tardo pomeriggio di ieri dal balcone di un'abitazione situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Ci spostiamo nelle campagne di Licata, in provincia di Agrigento, per una tragedia sul lavoro che vede coinvolto un bracciante agricolo di 67 anni, morto dopo che un collega alla guida di un autocarro non si sarebbe accorto di lui, investendolo. Nuova aggressione nel carcere di Piazza Lanza a Catania, dove 2 agenti della polizia penitenziaria sono stati feriti nel tentativo di bloccare una rissa. 2 detenuti avrebbero tentato di aggredire un altro recluso usando una sedia e un estintore per colpire 2 poliziotti che volevano evitare il peggio. Rimaniamo a Catania, riscontrate irregolarità in 2 paninerie del centro, una per carenze igieniche e l'altra per problemi di tracciabilità, a causa dei quali sono stati sequestrati 8 kg di panini. I cani al guinzaglio potranno finalmente accedere alle aree naturali protette della Sicilia, lo prevede il decreto firmato dall'assessore regionale al territorio e all'ambiente Giussi Savarino, che aggiorna le disposizioni vigenti e introduce regole più moderne per la fruizione del patrimonio naturale regionale. E con questo è tutto, prossimo appuntamento stasera alle 19:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.